Si è risolta con un nulla di fatto, come in molti prevedevano, l'apertura dei due loculi dei coniugi Mendolia e Licata, genitori della professoressa Gaetana Mendolia, indicata come super testimone, la quale aveva detto che in una di quelle due tombe poteva esserci sepolto il corpo di Jessica Lattuca. Diciamo subito che non si è trattata di una disposizione dell'autorità giudiziaria, come si era creduto, ma una richiesta specifica della professoressa, che ha chiesto il cambio della sepoltura dei genitori. Le due salme, infatti, che prima erano sepolte in loculi comunali, sono state recentemente inserite in un mini monumento privato realizzato con un project financing del comune e adesso, su nuova richiesta della professoressa Tanina, sono state traslate ma in parti inverse. Infatti il padre, che prima si trovava nella tomba superiore, scende in quella inferiore e viceversa. Questo è il reale motivo delle operazioni di questa mattina all'interno del cimitero di Piana Traversa a Favara. In un cimitero deserto per ordinanza della sindaca, questa mattina sono intervenuti il tenente dei carabinieri Giovanni Casamassima, il capitano comandante della compagnia di Agrigento Luigi Garrì, oltre naturalmente alla stessa signora Tanina Mendolia, il medico referente di igiene pubblica Carmelo Palumbo e gli operatori dell'agenzia funebre. Dentro il cimitero anche l'assessore al ramo Giovanni Sciortino e la sindaca Anna Alba, che hanno voluto assistere alle operazioni. Dietro i cancelli anche il papà di Jessica, Giuseppe, e il fratello Enzo. Gli addetti dell'agenzia funebre incaricata hanno così proceduto all'abbattimento del muretto dei due loculi, costituito da conci di tufo e malta cementizia, e hanno estratto uno alla volta le due casse di zinco che contenevano le bare originali delle due salme che, ricordiamo, erano sepolte originariamente dal giorno della loro morte in altri loculi e poi traslate per volontà della figlia nella parte nuova del cimitero di Piana Traversa a Favara. Gli operatori dell'agenzia hanno provveduto ad aprire la sovraccassa di zinco e a controllare che dentro fosse tutto a posto, cosa che in realtà era così per entrambe le sepolture, quindi hanno proceduto a richiudere tutto invertendo la posizione delle bare. Si risolve così con un nulla di fatto la vicenda della super testimone che aveva ipotizzato questa eclatante possibilità, ovvero che il corpo di Jessica Lattuca fosse stato occultato dentro una delle due tombe.